Ok, mi pare di avere tutto, possiamo andare. Giretto in moto, mettiamoci i guanti, facciamoci un bel giretto oggi che c'è un sole, un caldo oggi veramente. Cioè da andare via veramente pantaloncini corti, magliettina, altre le protezioni, guanti, mamma mia, che caldo. Boh, andiamo. Oh cazzo, e il casco? Ma se non ce l'ho in testa dov'è? È lì. Che testa. Quindi la cosa principale è il casco. Guarda che testa. Eccolo qua, il mio il mio bel. Ah, che bel, che bello. Oh. Eccolo qua ragazzi. Il mio casco è il bel. E adesso vi darò un po' di informazioni. Oh, ma sto aprile, ma che estate è? Cioè, ci sono 16 gradi e sembra che ce ne siano. Fa caldissimo. Va bene, allora intanto mi preparo e partiamo con la nostra prima recensione della mia attrezzatura accessori. Anzi no, questa fa parte dell'abbigliamento, ok? Perché ritengo abbigliamento quando vado in giro dal casco fino alle scarpe. Quindi questa playlist sarà fondata così, dal casco scendendo fino sempre alle scarpe, ovviamente. Partiamo dal casco oggi. Eccolo qua, molti di voi me l'hanno chiesto, adesso non mi ci si vede più in faccia, possiamo fare così, ok. Questo è il Bell, ok? E andiamo a fare un po' di ricerca, così vi leggo direttamente le informazioni. Questo è il casco Bell Brother Matte Black, il mio è black opaco, se andate a vedere nei negozi oppure online ci sono anche quelli lucidi oppure quelli con disegnini, forme, cose particolari. Perché ho scelto questo qui? Ok, partiamo subito per questa info. Il prezzo va dai 200 ai 260 euro. Lo trovate dappertutto, lo trovate su diversi negozi online e anche nei negozi fisici. Io vi mando il link in descrizione e anche qui di un link su Amazon dove lo potete prendere. Ottimo Amazon perché arriva, se non vi piace o non va bene lo restituite gratuitamente senza problemi, vi arriva il corriere a casa. Allora, le informazioni sono queste qui. Allora, casco Bell Bruiser nero opaco, casco modulare dal design aggressivo e dallo stile che trasmette un'attitudine unica, realizzato con un composto di policarbonato e ABS. La mentoniera, che io la chiamo la mandibola, ok, è rimovibile per abbinare a seconda del tipo la guida, integrale, chiusa o tipo jet aperta. E ora vi farò vedere. La visione Nutrafog 2, la visiera, scusate, offre un ampio campo visivo e protezioni dall'appannamento e dai raggi UV. Quindi non si appanna e non ti danno fastidio i raggi UV. Certificato con doppia omologazione. Ok, dopo aver letto vi do le mie impressioni più umane, più terra-terra. Allora, ho preso questo perché? Perché avendo un bauletto da 46 litri della Givi, che poi nell'attrezzatura e accessori della moto ve ne parlerò, come vedete dal sito della Givi si possono inserire due caschi jet. Quindi il mio fine era andare a farmi un giro, andare in centro, andare da qualche parte con la mia compagna, col bauletto. Siccome odio andare in giro con caschi e quant'altro, l'avremmo messo lì. Quindi noi tranquillamente d'estate stiamo tranquilli, adesso magari un po' di freddo, andiamo in giro, quando arriviamo facciamo così, vedete questo si abbassa e si alza ovviamente, poi ci sono delle linguette qui, una e due, che permettono di sganciarlo, voilà, semplicissimo, con degli agganci così e così si aggancia e diventa jet, ok? Jet per l'estate è fantastico perché d'estate fissa con la mandibola qua io soffrivo tantissimo e Jet è fantastico con la visiera. Le visiere sono due, una chiara quindi trasparente e una scura così che ti aiuta tanto per il sole, non servono neanche gli occhiali, infatti io non uso mai quella chiara. Di notte forse un po' soffri, però se vai piano e comunque la strada è illuminata ci vedi comunque. E quindi le cose fondamentali sono queste qui, è smontabile.
Io ci ho attaccato anche un interfono per parlare sia al telefono che con il passeggero, poi ne parlerò in un altro accessorio. Però il suo difetto, che non ha molto spazio per inserire, non so se si riesce a vedere, per inserire il microfono è a posto, le cuffie no, per ascoltare, ok? Ci vorrebbe un pochino in più oppure si dovrebbe un po' scavare per fare più spazi. Se si trova l'angolazione, il posto giusto, non dà troppo fastidio alle orecchie perché comunque un po' si va a sentire. Ma io ci vivo, ci viaggio e magari con il passamontagna ti dà ancora meno fastidio. E avevo tante cose da dire su questo. Vabbè, ha bocche di areazione ovviamente sopra nella testa. Qui non c'è, qui è tutta aria, ma con la mandibola abbiamo sempre un buco aperto qua di lato e apri e chiudi qua davanti. E un difetto che non mi è piaciuto, che l'ho scoperto dopo, soprattutto adesso che c'è il freddo, è questa. Vedete? Essendo, boh, forse perché è smontabile, non ha una sorta di sistema per coprire e proteggerci dall'aria che arriva sul collo e sulla gola. E io, che sono molto freddoloso, questa cosa non la sopporto, perché adesso che passa l'aria, che freddo il collo, sento proprio l'aria che mi passa. Quindi l'unico modo per stare bene adesso sui 10-11 gradi, che è la temperatura di mattina presto qua a Padova, è mettermi un passamontagna e anche addirittura un scaldacollo che ho molto buono della Revit che mi arriva fino a qui, impermeabile e antivento, che mi copre bene, abbastanza bene. Proverò a farmi viaggi o giretti con temperatura più bassa. E è un ottimo casco comunque perché è un ottimo casco, mi dà la possibilità di toglierlo e incastrare pezzo per pezzo dentro il bauletto, questo qua di lato o dentro al casco, quindi ci stanno tutti e due i caschi dentro il bauletto. E sì, cavolo, penso di aver detto tutto per la prima recensione. E mi sto trovando bene, però sono sicuro che in futuro andrò a prendermi qualcosa di diverso che va a coprire proprio il mento qua sotto. E... Basta, ho detto tutto, veloce e indolore, la prima recensione è stata velocissima. Questo è il casco, visto che molti me l'avete chiesto, casco Bell, potete scegliere tra diversi grafiche e lucido o opaco, io ho scelto nero opaco che si abbina bene con la mia moto e per i più smanettoni e nerd, io qua per fare videovlog cosa ho fatto? Nel casco ho attaccato un biadesivo stile quelli della GoPro qui a sinistra, ok? Dove mi esce anche l'interfono e qua ci attacco la mia videocamera, quindi col braccio sinistro che è quello della frizione che ovviamente l'acceleratore è sempre lì, mi alzo, accendo, spengo e vado via sereno. Altro da dire non c'è? Ah sì, vabbè, il materiale dentro è staccabile, rimovibile completamente per essere lavato. È un bel casco, anche perché io venivo da dei caschi jet semplici semplici, andando in giro in Vespa, so che non ci sono tanto di meglio, infatti vi ho già detto che il prossimo casco sarà un casco diverso che mi va a coprire un pochino sotto, che vedremo molto più avanti. Ecco, non vi sto dicendo che è il migliore casco del mondo, però questo è il mio perché molti di voi me l'hanno chiesto, io uso questo qua, anche la mia compagna in due tutti uguali, ci stiamo trovando bene e questo è il mio casco, ok? Nella descrizione sempre il link e anche qui, ma ve l'ho messo prima.